mi raccontavi prima un po' del essere profeta in patria, no? Che si diceva che per te era un po' un momento di grande onore perché sono stato molto attivo negli ultimi anni a livello culturale, ho promosso tante cose, tanti giovani artisti, ma come promotore. Però contemporaneamente io lavoravo fuori Pordenone, diciamo, concepivo i miei disegni, concepisco ancora adesso i miei disegni in città, però questi disegni dopo vengono pubblicati all'estero, in tutta Europa. E questo mi permette di portare a Pordenone degli input preziosi, che quindi penso di poter distribuire, insomma, certo, e arricchire un po' la nostra cultura. Curatori, no? Ma cosa significa essere curatore? L'essenza di un curatore? L'essenza di un curatore non posso dirlo per una mostra normale, posso dirlo per una mostra anormale, qual è una mostra di tavola di fumetto, perché il fumetto non è un medium perché sarebbe latino, che nasce per vivere appeso alle pareti di una casa, non dico neanche di un museo, nasce per essere fruito in una sequenza appunto di tavole raccolte in un albo che raccontano una storia. Per cui ogni immagine è legata a quella seguente e a quella precedente. Anzi, possiamo dire che il fumetto in quanto tale è lo spazio bianco che c'è tra un'immagine e l'altra, perché è la storia che si compone nella mente del lettore. Per cui curatore di una mostra normale, non so cosa voglia dire, curatore di una mostra di fumetti è uno sforzo enorme, perché appunto bisogna andare oltre, come la mostra Oltre i confini, e riuscire a raccontare, spiegare che cos'è un fumetto in una maniera che non è normale per il fumetto. Io la penso al contrario a quello che ha detto Andrea. Innanzitutto esporre tavola da fumetti personalmente lo reputo un orrore, perché i fumetti non si possono smontare, o meglio le tavole a fumetto. Una storia è concepita per essere di 40-100 tavole, si espone tutta, non si può esporre una tavola, ma questa è la mia concezione. È come prendere un quadro, ritagliare un pezzettino ed esporlo. Ecco perché fare le mostre di fumetto, o meglio ai fumettisti, è molto difficile. E riuscire a ricavarne il sunto attraverso una scelta è comunque sempre difficoltoso e non sempre si riesce a catturare lo spirito di questo artista, dell'artista in sé, quando disegni. Cosa vuol dire essere curatori di una mostra di fumetti? Non lo so, forse riuscire a dare un significato a questo linguaggio, dare dignità al fumetto. Questo è una grande difficoltà per chi ha l'occasione di fare il curatore di una mostra di disegnatori o di autori di fumetti. Una domanda sul privato: essere figlio di un insegnante di storia dell'arte al liceo, sì, può essere, è stato un'incubatrice, un timbro sulla codopa. Ho avuto la fortuna di avere una mamma disegnatrice, artista, professoressa, e quindi è diventato quasi naturale fare fumetti, ma io per esempio avrei voluto fare il regista, avrei voluto fare tante altre cose. Può darsi che le farò, spero, perché diventi il creatore totale. Nel fumetto tu sei regista, sei attore, perché sei tu che fai recitare i personaggi, che li crei, sei direttore della fotografia, sei montatore, sei tutto, sei proprio il creatore universale di tutto. Stiamo parlando di un artista come Giulio De Vita che lui ama il cinema, però tutti i fumettisti dicono io vorrei fare del cinema con i fumetti. È sbagliatissimo, loro già sono meglio di un cineasta, sì, meglio di un regista, perché le capacità di un disegnatore di fumetti o di un autore di fumetti devono avere delle competenze che neanche un regista ha, nel senso che devi creare, pensare, disegnare, sceneggiare, fare il soggetto delle volte, colorare, dare il ritmo, il découpage, come dicono i francesi, che un regista non sempre lo sa fare. Lo ha in testa, però ha bisogno del regista, ha bisogno del fotografo, ha bisogno di 1000 altre persone. Il fumettista, i fumetti
è un linguaggio a sé stante rispetto al cinema. Ora come ora il cinema ha bisogno di idee e vanno a attingere al mondo dei fumetti. Nel cinema, dicevo, il regista o il creatore deve avere invece deve scendere a tantissimi compromessi, perché deve trovare l'attore che assomiglia di più a quello che lui ha in testa, e poi magari non recita proprio come lui vorrebbe, non so, deve girare in condizioni di tempo che non sono proprio quelle che lui vorrebbe, e quindi ci sono tanti compromessi che fanno anche di questo una cosa affascinante, il cinema ovviamente, però possono dare molte frustrazioni. Nel fumetto invece hai questa libertà assoluta. In realtà sono due media completamente diversi, cioè proprio il tipo di coinvolgimento che danno è di natura completamente diversa. Infatti, citando Marshall McLuhan e via dicendo, è un medium hot, il cinema, mentre invece il fumetto è un medium cool. Cioè, cosa vuol dire? Che richiede un livello di partecipazione del fruitore decisamente superiore. Io quando vado al cinema mi siedo sulla sedia, a me non è demandato nulla tranne di meravigliarmi di fronte a quello che ho. Non ho nessun controllo su quello che mi viene proposto. Io mi metto lì e subisco passivamente tutto. Mentre nel fumetto è esattamente il contrario, devo mettermi io dentro per dare senso alle cose. Proprio il fumetto si basa proprio su questa cosa, sulla necessità dell'uomo di dare senso alle cose che vede. Per cui il lettore può essere, cioè l'autore dei fumetti ovviamente indirizza il lettore, disegnando una vignetta più o meno particolareggiata, quindi il tempo di lettura diventa anche spazio grafico e tempo di lettura vanno a coincidere via dicendo, però non ha nessun controllo assoluto. Per cui il lettore ha sempre il potere, diciamo così, di andare avanti e indietro rispetto a una storia. Quindi sono competenze anche che sono completamente diverse. Ovvio, nell'analisi del fumetto, proprio per una questione di mancanza di studi e di terminologia, vengono utilizzate appunto regia, inquadratura, vengono utilizzate categorie tratte dal cinema, ma in realtà diciamo perché non c'è ancora una, se vogliamo, disciplina dedicata. Inoltre è vero che il cinema trae dai fumetti, ma ne trae fondamentalmente a livello proprio di contenuti e di immaginario, se vogliamo. Giulio in effetti fa cinema con il suo fumetto, in che senso? Nel senso che per lui è fondamentale dare oggettività a quello che rappresenta, per cui realmente costruisce virtualmente dei set cinematografici, diciamo così, all'interno dei quali muove questa sua camera virtuale. Tra l'altro ha anche una formazione da videomaker, quindi mette molto di questa cosa, però il linguaggio è il linguaggio del fumetto. E anche tu hai lavorato nella pubblicità. È un mondo che continua a affascinarti, che ti stimola? Molto, perché c'è appunto questa commistione tra creatività e necessità commerciali. È una cosa che mi stimola molto, perché ci si muove dentro dei paletti creativi molto serrati e poi insomma è sempre affascinante, perché ci sono appunto sono delle occasioni appunto per divagare da delle storie di pura fantasia.